sono Fedele De Cristofaro, sono nato in un paesino della provincia di Bari, sono qui a Treviso dal 1 gennaio 75, ho 67 anni e purtroppo sono un cardiotrapiantato. La mia vicenda inizia nel 1986, quando a seguito di una semplice influenza, una forma virale, mi ha colpito, avevo i battiti cardiaci che oscillavano dai 15 ai 200 battiti e fino a quando poi sono entrato in ospedale all'inizio del 2016 e incominciato tutto l'iter per vedere se era possibile effettuare un trapianto cardiaco. E poi esattamente il 18 luglio del 2016 sono andato a Padova al centro Gallucci e lì sono entrato ufficialmente in lista di attesa. È cominciato il miracolo, perché a distanza di 23 giorni hanno ritenuto che fossi io la persona più idonea per quel cuore e mi sono presentato lì la sera accompagnato da mia moglie e i miei 2 figli. La mattina alle 4:30 sono entrato in sala operatoria. Sono entrato, ne sono venuto fuori alle 12:30 e hanno rassicurato mia moglie e i miei figli che tutto era andato per il meglio. Adesso bisognava aspettare che l'anestesia avesse finito il suo effetto. Ecco. Il 9 di settembre il dottor Toscano mi ha detto: tu non ti preoccupare, vediamo come va l'ultima biopsia. E me l'ha anticipato di un giorno in particolare che ricordo con molto affetto. E quando poi è venuta la dottoressa a comunicarmi che era negativo, quindi non c'erano stati problemi di rigetto, è venuto il medico, il dottor Toscano, mi ha comunicato che tu l'8 sera andrai a casa. E l'8 sera sono uscito. Questo perché il 9 mattina avevo l'appuntamento, ho portato mia figlia all'altare. E questa è stata la gioia più grande che abbia avuto. Se penso al periodo Covid che stiamo vivendo, ecco, sicuramente la mia esperienza ospedaliera, sarebbe stata decisamente diversa. Io sono stato molto, ma molto fortunato perché ho avuto la possibilità di avere mia moglie, i miei figli, i miei amici. Se fosse successo in questo periodo di Covid, sicuramente non avrei avuto quel supporto che serve tantissimo per tirarti sul morale, per vedere chi c'è effettivamente vicino a te, quelle persone che effettivamente ti vogliono bene. Io ho deciso di raccontare la mia storia perché quando ho avuto bisogno, a seguito di quello che io ho passato, tutta la mia famiglia hanno deciso di donare gli organi. Perché? È donare la possibilità ad un'altra persona di continuare a vivere normalmente. Se dovessi scegliere una parola per raccontare un po' tutta la mia storia, riconoscenza verso tutte quelle persone che in questo periodo mi sono state vicine e un grazie, sono tanto riconoscente nei confronti di quella persona che ha donato il cuore.